Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Gare di tiro a 50 metri dall'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. La manifestazione è autorizzata, ma come si fa a sparare vicino ai pazienti? Si chiedono in tanti. Indagini in corso per verificare le circostanze dell'incidente in cui hanno perso la vita 2 operai a Palermo. L'impresa non dichiarava lavori da 10 anni. Segue e rapina un anziano che aveva appena ritirato la pensione alle poste di Costo Italia a Catania. Arrestato un giovane di 23 anni. Deve attendere 11 mesi per una conoscopia. Il caso all'Aspe di Ragusa. L'uomo si era sottoposto ad un primo test per la campagna di prevenzione. Messina è la città più felice del sud Italia, sesta in Italia secondo una recente classifica che valuta la qualità della vita attraverso 64 indicatori. Serie C, il Catania prepara la sfida di lunedì contro il Crotone e dopo risultati altalenanti va alla ricerca di equilibrio. Oggi in campo Siracusa e Trapani. Ancora calcio, dopo il pari di Frosinone, il Palermo vede allontanarsi il sogno della promozione diretta. I rosanari iniziano a pensare concretamente ai play-off. In apertura una situazione davvero paradossale, gare di tiro che si tengono ad appena 50 metri dall'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. L'evento è regolarmente autorizzato, ma come si fa a sparare vicino ai ricoverati? Si chiedono in tanti. Sentiamo Tonino De Mana. Gli spari a ripetizione, piattelli che si frantumano e colpi che sbattono sul metallo, che genera altro rumore. Non siamo in aperta campagna, ma in piena città. Catania è a ridosso del Garibaldi Nesima. Il poligono itinerante e l'ospedale separati soltanto dalla strada e la spianata che vedete è esattamente di fronte ai padiglioni che ospitano i malati terminali, oncologici e pediatria. È assordante il rumore che arriva fin dentro i reparti, che ovviamente disturba riposo e quiete. Dentro la stanza si sentono gli spari. Diciamo che sono stati abbastanza fastidiosi, soprattutto per la degenza e tutto il resto. L'ospedale dovrebbe essere un luogo di cura, ma soprattutto di riposo e di quiete. E di serenità, esatto. Diciamo che un po' le cose non si sposano perfettamente, ecco. Non è il luogo adatto. Stranamente hanno dato l'autorizzazione a fare questo tipo di... Ecco, abbiamo sentito un colpo in diretta. Esatto, sì, l'abbiamo sentito. Lei cosa ne pensa? Secondo me da ogni ospedale non sarebbe il caso di fare un'attività di questo tipo. Un rumore assordante di metallico, ma chi l'ha autorizzato? Io vorrei capire chi è che l'ha autorizzato. Chi invece arriva in ospedale per far visita è subito attratto dal rumore che si sente anche durante le nostre interviste. Anche noi ci siamo chiesti che cosa stesse succedendo, poi ci siamo informati e c'è un tiro a piattello, mi pare. Stanno sparando. Vicino a un ospedale, trovo che sia indecoroso. Secondo le nostre informazioni, la direzione sanitaria dell'ospedale Garibaldi Centro aveva già informato le autorità preposte. Saranno nominati domani i periti della Procura per verificare le circostanze dell'incidente a Palermo in cui hanno perso la vita 2 operai. A quanto risulterebbe, l'impresa non dichiarava lavori da almeno 10 anni. Maglio Viola. Resterà per il momento chiuso il tratto di via Ruggero Marturano a Palermo, teatro del drammatico incidente sul lavoro costato la vita a 2 operai. La procura ha disposto il sequestro dell'intera area e della gru sul cui cestello stavano lavorando il rumeno di 51 anni e il tunisino di 41 rimasti uccisi nella caduta. Le perizie tecniche si devono svolgere in loco, la gru non può essere spostata per il momento, bisognerà capire perché il braccio meccanico si sia piegato lasciando precipitare il carrello con gli operai sulla tettoia del gommista sottostante. Un volo di 10 piani. Sulle transenne che recintano l'area dell'incidente la famiglia del tunisino ha portato fiori ed un lumino. Dujou, così lo chiamavano tutti, lascia la moglie Laura e 2 bambini di 3 e 7 anni. Chiede giustizia e contesta la ricostruzione investigativa in base alla quale suo marito fosse in nero la moglie dell'altro operaio di origine romena. L'uomo di 51 anni lavorava per questa impresa da anni e senza mai un problema, racconta la donna. Ma gli investigatori non trovano traccia di iscrizione dei lavoratori a nessuna
delle casse edili e l'impresa non aveva dichiarato l'avvio del cantiere avvenuto 2 settimane fa per il rifacimento dei sottobalconi dell'attico di un palazzo. In realtà, secondo la ricostruzione e la documentazione, l'impresa non dichiarava apertura di cantiere fin dal 2016. Ma le indagini sono appena iniziate, su tutti questi aspetti bisognerà fare chiarezza, cominciando dal posizionamento della gru, forse troppo lontana rispetto all'area dell'intervento, sulle condizioni della manutenzione del mezzo, sul rispetto delle condizioni di sicurezza e sui contratti di lavoro delle 2 vittime. Un 18enne è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra Misilmeri e Portella di Mare. Il ragazzo guidava uno scooter elettrico che si è scontrato con un'auto sulla via nazionale. La vittima si chiamava Amedeo D'Amico ed era originario di Villabate. Con lui a bordo dello scooter c'era un ragazzo di 14 anni che è rimasto ferito gravemente. Un giovane di 23 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un anziano perché voleva rubargli la pensione appena ritirata alle poste. Sentiamo Eva Spampinato. Lo osserva da lontano fin dalle prime ore del mattino. Aspetta, studia i movimenti, non perde mai di vista quell'uomo anziano che si dirige all'ufficio postale. Deve ritirare la pensione. Quando esce dalla posta di Corso Italia a Catania con i soldi appena ritirati, 600 euro, il giovane malintenzionato entra in azione e lo fa con violenza, come si vede dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, fondamentali per l'identificazione e poi l'arresto del ragazzo, 23 anni, già noto per altri episodi. L'aggressione è violenta, improvvisa. L'anziano viene assalito alle spalle e spinto a terra. Il portafogli sparisce. Ma alcuni passanti vedono la scena e intervengono. Il rapinatore prova a fuggire ma inciampa, cade e il bottino gli sfugge. La sua fuga però dura poco perché viene trovato dalla polizia in un negozio del quartiere di San Merillo Nuovo. Nella sua abitazione gli agenti della squadra mobile troveranno i vestiti indossati al momento della rapina di cui si era disfatto. L'anziano guarirà in 30 giorni. Per il giovane invece si sono aperte le porte del carcere. Una pensionata ottantenne, Maria Giordano, di Ravanusa, in provincia di Agrigento, è morta dopo essere precipitata all'interno della vasca idrica della sua abitazione. L'anziana era andata a controllare le scorte d'acqua a disposizione della casa, verosimilmente come faceva spesso, vivendo in una provincia dove la crisi è perenne, ma è precipitata dentro il serbatoio ed è morta per annegamento. 11 mesi di attesa per una colonscopia, nonostante avesse ritirato un referto preoccupante emerso durante un esame di screening. Succede a Ragusa. Sentiamo Veronica Barbarino. Si parla tanto di prevenzione, in particolare per quanto riguarda il tumore al colon retto, e poi nel momento in cui il cittadino giustamente si rivolge alla struttura pubblica per fare una verifica sulle proprie condizioni di salute, la prevenzione viene vanificata dall'assegnazione di tempi di accertamento assolutamente inconcepibili. 11 mesi per un esame salvavita. Le denunce da parte della rete civica articolo 32 sulle lunghe liste di attesa all'ASP di Ragusa si moltiplicano. Protagonista questa volta il signor AG, che dopo aver effettuato i prelievi di controllo come indicato nei percorsi di prevenzione dell'ASP ragusana, riceve un referto che segnala la presenza di sangue occulto, un esito che secondo i protocolli medici richiede una colonscopia in tempi rapidi. Tuttavia riceve un appuntamento con ben 11 mesi di attesa, un ritardo che apre interrogativi. A cosa servono le campagne di prevenzione se poi i pazienti a rischio non possono completare in tempi adeguati il percorso diagnostico? Ci troviamo costretti a dover chiedere alle autorità politiche e amministrative di procedere ad una verifica e ci auspichiamo una rimozione dei massimi vertici amministrativi e burocratici dell'azienda sanitaria di Ragusa. Anche in provincia di Messina si inaugurano 2 nuove case di comunità, le strutture di Mistretta e Santo Stefano di Camastra, realizzate con i fondi del PNRR. Serviranno a rafforzare l'assistenza di prossimità, servizi integrati e clip multidisciplinari e presa in carico continua dei pazienti. Nei prossimi mesi è prevista l'apertura degli ospedali di comunità a Sant'Agata di Militello e Patti per completare la rete territoriale e alleggerire così la pressione sugli ospedali. Pubblicata la classifica mondiale delle città più felici. Il risultato premia Messina, prima città del meridione per benessere e sesta in Italia. Triolo.
Messina è tra le città più felici d'Italia, a dirlo è l'Happy City Index, un progetto che nasce dalla collaborazione tra l'Istituto francese per la qualità della vita e l'inglese Happy City Hub, che nella classifica 2026 colloca la città dello Stretto al 6° posto a livello nazionale. Un risultato significativo. Messina è la prima città del sud in graduatoria e si piazza al 150° posto del mondo su 250 città analizzate. La classifica, elaborata da ricercatori internazionali, valuta la qualità della vita attraverso 64 indicatori, dalla mobilità alla sanità, dall'ambiente all'economia fino al rapporto tra cittadini ed istituzioni. L'edizione 2026 l'ha vinta Copenaghen, seguita da Helsinki e Ginevra. In Italia, davanti a Messina, ci sono città come Bologna, Parma e Milano, ma il dato più rilevante è proprio il primato nel Mezzogiorno, in un contesto nazionale dove nessuna città entra tra le prime 50 al mondo. Un riconoscimento che fotografa una realtà complessa. Da un lato scrivono segnali positivi sulla qualità della vita urbana, dall'altro un margine di crescita ancora più ampio rispetto ai grandi modelli europei. Messina dunque sorride nella classifica, ma la sfida resta aperta: trasformare questi segnali in sviluppo concreto e duraturo per il territorio. E restiamo a Messina, dove si interrompe, sia pure temporaneamente, un progetto di intervento e di riqualificazione nella zona del porto. La causa, la presenza dei nidi di uccelli migratori. La ripresa delle demolizioni dell'ex silos e della casa del portuale, lo spazio da riqualificare adiacente alla stazione marittima proprio di fronte alla Madonnina, rischia di subire una falsa partenza. Avviati i lavori di rimozione della struttura esterna in ferro, gli operai si sono dovuti fermare, tutto a causa degli uccelli migratori. Gli ambientalisti sono sul piede di guerra per i volatili che nidificano sulla torre dei vecchi silos granai e si appellano alle direttive europee. Ma l'abbattimento dell'ecomostro, che occupa parte dell'area retroportuale, già rinviato tra ottobre e marzo, non può subire un nuovo slittamento. Il dossier è sul tavolo del commissario straordinario del comune Piero Mattei, che ha commissionato per domani un nuovo sopralluogo con l'ausilio dei droni per capire se sul tetto delle strutture sono già presenti i nidi degli uccelli. Ma è un altro il numero che fa impressione della stima fatta sulla presenza di topi all'interno degli scantinati della struttura. Circa 400.000 ratti, molti dei quali sono stati già eliminati, ma per debellare l'intera colonia serviranno ancora diverse settimane. Quella zona è destinata a diventare il nuovo affacciamare della città, con una terrazza panoramica sullo stretto e il collegamento con l'isola pedonale del Viale San Martino. Un furto di cavi di grossa entità danneggia e spegne gli impianti di illuminazione di Viale Regione Siciliana nel tratto Maccionello-Belgio. Al momento risultano disattivati ben 85 punti luce. Secondo una prima stima sarebbero state rubate circa 15 campate di cavi di rame corrispondenti a circa 2 chilometri di linea di alimentazione che risulta appunto mancante. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. Sentiamo la testimonianza della campionessa del mondo di tennis Mara Santangelo, che ha vissuto molti anni a Dubai, dove è stata allenatrice e organizzatrice di eventi, un mondo sicuro che si è sgretolato con la guerra in Iran. Ascoltiamola. Perché Dubai è diventato un paese talmente importante sia per il turismo che per l'economia anche degli italiani? Perché è una realtà dove ci sono tante opportunità, quindi se sai fare veramente qualche cosa bene, nel mio caso appunto nel settore del tennis, dello sport, degli eventi che io organizzo, lì c'è tanta possibilità perché la gente ha voglia di spendere, anche perché ha una mentalità molto aperta anche verso i turisti che vengono e un mindset di fare sempre le cose al meglio. In questa situazione drammatica io sono stata veramente protetta da Dio, perché 3 giorni prima che la guerra iniziasse mi hanno chiamato per venire ad allenare in Italia. Insomma, è una situazione difficile che anche oggi si protrae con il turismo che non c'è, con tante realtà che sono chiuse, con tante persone licenziate. Il governo devo dire che è eccellente perché è un paese comunque sicuro nella drammaticità. Enza Melli rieletta segretaria generale della UIL a Catania. Le persone al centro, ha spiegato nel suo programma Orazio Longo.
Speranza e ottimismo sono le parole chiave del congresso del sindacato della UIL riunitosi al Castello Nelson di Bronte per rieleggere all'unanimità Enza Meli segretaria generale della UIL di Catania assieme alla nuova segreteria territoriale. Le persone al centro, dice la riconfermata segretaria. Diamo inizio a questi altri 4 anni di impegno e di fare una strada insieme che è sempre quella giusta quando riguarda i lavoratori, i salari, gli stipendi, l'occupazione, la sicurezza sul lavoro e tante altre cose. Una dignità che passa attraverso il lavoro nel triste primato di una Sicilia e Catania in particolare che conta troppe morti sul lavoro. Continuiamo a contare le vittime sul lavoro, ieri a Palermo 2 operai e c'è sempre comunque un elemento comune, il lavoro nero, e allora noi per ripartire abbiamo bisogno di lavoro dignitoso. Ma non solo lavoro, nell'agenda della UIL. Stiamo chiedendo con forza al governo di intervenire su altri 2 temi importanti, il fisco e la sanità. Sono delle colonne centrali dell'azione della nostra organizzazione sindacale. Questo sarà l'impegno che nei prossimi mesi ci vedrà protagonisti. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva perché domani il Catania è di scena a Crotone mentre Siracusa e Trapani oggi vanno in campo. A tra poco. Siamo al calcio, domani il Catania a Crotone, Viali pensa di schierare sin dal primo minuto alcuni giocatori lasciati fuori nelle ultime partite. Sentiamo Marco Carli. Coraggio quando si attacca e quando si difende. La richiesta di Viali per la partita di Crotone è legata a quanto visto col Picerno, una partita che ha insegnato più di altre, dice il tecnico. Le distanze, la capacità di recuperare il pallone velocemente, cosa che era riuscita meglio con Latina e in parte con il Casarano e che ha lasciato a desiderare con i Lucani. Idee chiare, sempre a detta del tecnico, e voglia di proseguire sulla linea tracciata dell'elasticità in fase di costruzione rispetto a quella di non possesso, con qualche cambio di interpreti, magari con il rilancio di Quaini, Pieraccini e Donnarumma, con il ritorno di Forte che deve acquisire minutaggio. Coraggio perché serve in questa fase e serve con il Crotone, squadra che in una stagione difficile con l'amministrazione giudiziaria è rimasta comunque lì per un valore della rosa indiscusso. Ha grande qualità in tutti i reparti ed è un insieme come squadra sotto l'aspetto tattico molto importante. Ha le idee molto chiare e lavora bene nello sviluppo, molto bene, nel possesso palle fra le squadre che ce l'ha più alto, quindi dovremmo essere perfetti nella fase non possesso per non esaltare le loro caratteristiche e continuare a migliorare sulle nostre. Crotone-Catania sarà seguita su Telecolor con diretta stadio, collegamenti dalle 20, commenti da studio e poi più di 3 ore live fino alle interviste finali. Siracusa e Trapani oggi in campo, trasferta a Foggia per gli azzurri, mentre i Granata ospitano al provinciale la Salernitana. Vincere e sperare. Il destino di Siracusa e Trapani è appeso ad un filo e dipende anche dai risultati delle dirette concorrenti. A 3 giornate dalla conclusione serve un miracolo sportivo per agganciare i play-out. La prima condizione è conquistare oggi 3 punti. Il Siracusa a Foggia e il Trapani al provinciale contro la Salernitana e poi guardare i risultati delle altre. Partita ad eliminazione diretta per la squadra di Turati contro i rossoneri che sono a +3 ma ugualmente staccati da chi vede la salvezza diretta. 23 convocati, assenti gli infortunati Bonucci, Di Gesù, Falla e Monreale. Il tecnico azzurro propone Riccardi in mediana con Gudelevicius, a destra torna Zanini, in attacco Arditi con Sbaffo prima alternativa. A Trapani tra i tanti ex c'è Serse Cosmi della Salernitana che portò il club siciliano ad 1 punto dalla Serie A. I numeri di oggi dicono ben altro. La formazione di Aronica, priva di Forte, Vasquez e Ciuferri, è ad 1 passo dalla retrocessione. La Salernitana di Cosmi, senza 7 calciatori, guarda i play-off ma è in crisi. Il Palermo, dopo il pari di Frosinone, vede allontanarsi il sogno della promozione diretta e i rosaneri iniziano a pensare concretamente ai play-off. Marco Gullà.
Con la promozione diretta distante 4 punti, il Palermo dopo il pari di Frosinone pensa sempre più concretamente ai play-off come unica porta per accedere in Serie A. Il Monza, che ieri ha vinto contro il Bari, ha agganciato il Frosinone al secondo posto. Difficile pensare che il Palermo nelle restanti 4 partite di campionato possa sorpassare entrambe le formazioni, anche se nel calcio tutto è possibile. Una grande occasione sprecata, quella allo stirpe per i siciliani, che nel gioco e occasioni hanno messo sotto il Frosinone, vivo solo grazie al gol di Calò su punizione. Il pareggio di Ranocchia ha comunque legittimato la prestazione dei rosanero. Il palo colpito da Poyampalo nel primo tempo grida ancora vendetta, così come le occasioni non capitalizzate da Rui Modesto e Segre. È stata una partita tosta e fisicamente stavamo molto bene. Abbiamo dato tutto, abbiamo avuto tante occasioni per sbloccarla, per fare gol. Purtroppo il calcio è così. Loro hanno fatto un tiro da 25 metri e hanno segnato. Noi siamo stati bravi a recuperarla perché non era facile. Peccato perché volevamo vincere. Però si guarda avanti perché abbiamo dato tutto. Palermo da domani al lavoro per la partita di sabato al Barbera contro il Cesena. Rosanero che vorranno tornare a vincere, mettere comunque pressione a Frosinone e Monza, che giocheranno rispettivamente fuori casa contro Modena e Sampdoria. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e vi auguro una buona domenica.